Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in compagnia del nostro professor Antonino Russo. Dico nostro perché oramai sei diventato caro a tutti. Cosa parliamo quest'oggi? Ma io dedicherei questa puntata ai nomi siciliani, ai nomi palermitani dei frutti. Perché Michela, noi mangiamo frutti per l'intera nostra vita, frutti che ci tengono in buona salute, che ci danno momenti di delizia quando li gustiamo, che arricchiscono la nostra tavola beando anche i nostri occhi. E di questi frutti non conosciamo né l'origine geografica e manco il significato dei nomi. Un linguista non ammetterà mai che ci siano suoni volgari, esistono parole magari volgari, azioni volgari sicuramente, ma non suoni volgari. Per esempio la E tonica nel palermitano è IA, si pronuncia. Non voglio sentir dire quanto è bello, ma che sto bello? Ma non esiste, nessuno dice bello, è biagio in palermitano. Nesce fora è romanesco, non è palermitano, nesce fuara. La O tonica nel palermitano è UA, UO è UA, buona, che è buona, buona, palermitani. Quando parlate il palermitano, parlatelo con la fonetica corretta. Quindi, allora, il primo frutto del quale parlerò è la pesca. In palermitano piasseca. A piasseca. Perché la pesca si chiama piasseca? Perché viene dalla Persia. In realtà la pesca è originaria dalla Cina, ma dalla Cina passò poi in Persia e la scoprì Alessandro Magno, è giusto. E Alessandro Magno se ne innamorò e la diffuse, la fece diffondere, perché lui morirà, la fece portare nel Mediterraneo. Ricordo nella mia fanciullezza, ancora giovinezza, ogni tanto sento ancora questo modo di dire, questa espressione la colgo ancora. Di un bambino dalle guance rubiconde si diceva avi muffolette che parano rupiassete. Simpatica come si avi muffolette che parano rupiassete, cioè ha le due guanciotte che sembrano due pesche. Perché muffolietta? Spiego che significa muffolietta, viene dallo spagnolo moflete, che è maschile però. La moflete in spagnolo è la guanciotta. Per analogia prendo il nome di muffolietta anche quelle forme di pane, che noi il pane tondo, soffice, che somiglia appunto ad una guancia paffuta e che si mangia il giorno dei morti, condito all'interno con pomodoro soffritto, picche pacche, con pomodoro soffritto e sarda salata. Quindi muffoletta in palermitano è due cose: le guanciotte rubiconde di un bambino e anche questa forma di pane del giorno dei morti. Uva e cuoco è anch'esso scoperto da Alessandro Magno in Persia, anch'esso originario dalla Cina. Venne però fatto conoscere dai Romani in Italia e in Grecia, ma furono gli arabi a diffonderlo in tutto il Mediterraneo. Infatti si è diffuso, oltre insieme al frutto, anche il nome arabo. E in arabo l'albicocco è al-barkuk. Al-barkuk, quindi uva e cuoco. Al-barkuk, in tutte le lingue che conosciamo, di quelle che parliamo, eccetera, è sempre una variante di al-barkuk, apricot, eccetera, eccetera. Ok. Però c'è stato un grande equivoco fra noi, fra gli europei e gli arabi. Al-barkuk in arabo non significa albicocca, significa susina. L'albicocca è mishmish, ma questo nelle lingue succede. Questi mistakes, questi equivoci linguistici non sono infrequenti nelle lingue, quindi si capisce. Quindi la susina che è stata chiamata l'albicocca, è bellissima. È bellissimo. Nel dialetto palermitano
fra virgolette lo dice il linguista, volgare, vai cuoco è chiamato anche il deretano, perché se ci fai caso l'albicocca ha la forma di un culetto. Spesso sento frasi volgari a ballare la cucina dicendo vai cuoco, che significa insomma... E lì diciamo ci si fa una cultura andando per mercati. Sì. Ecco, un altro frutto del quale parliamo è anespola e chiappuna. Mai sentito? No, anche per me è nuova. Anespola e chiappuna. Tradizionalmente noi abbiamo mangiato per secoli la comune nespola europea, detta anche nespola di Germania, che matura poco prima dell'estate, poi si raccoglie acerba, si mette nella paglia e poi si mangia nell'inverno. Anespola remmieno si chiamava. Quella che mangiamo oggi è invece la nespola del Giappone, che poi i giapponesi la portarono dalla Cina nel loro territorio e poi gli arabi insomma ci tentarono, però voglio dire insomma fu a partire dall'inizio dell'Ottocento che comparve in Europa il primo nespolo nell'Orto Botanico di Parigi e in 200 e passa anni ha popolato l'intera Europa, l'intero Mediterraneo. La nespola, perché si chiama chiappuna? Perché il nome siciliano del Giappone è yappuni e l'aggettivo giapponese femminile, giapponese al femminile è yappuna e quindi corrotto in chiappuna. Chiappuna. E la nespola è giapponese. La nespola è giapponese. Ed è entrata anche in quel detto, che ce ne sono a questo punto due, cutempe capaglia sematura ni zoebe, ma anche cutempe capaglia sematura ni nespola. Però non queste nostre, non la nespola chiappuna, la nespola quella d'inverno, quella di Germania, la nespola europea. Un prunicuoio. Che io adoro tra l'altro. Io pure. Che cosa è sto prunicuoio? Come la chiamano i palermitani, sembra che questa susina debba avere la pellicina dura come il cuoio, prunicuoio. Invece è una corruzione di pruno di cuore, che non è il suo nome, perché il suo nome è Sanacuore o Sanacore. Perché i morrealesi, gli abitanti di Altofonte, dove questa susina viene coltivata, che viene coltivata nel territorio di Monreale ed Altofonte, perché l'hanno chiamata Sanacore o Sanacuore? Perché dicono loro, quando la mangi ti ricrea il cuore. È vero! E non gli si può dare torto. È verissimo! Bene amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, anche oggi il professore ci ha piacevolmente arricchito culturalmente per quanto riguarda anche il nostro dialetto. Spero che insomma, vi siate divertiti, perché questo insomma è l'obiettivo della nostra rubrica, sì, quello sì, di divertirvi informandovi. Sì. Io come sempre vi do appuntamento sul sito che è www.lafinestrasulla.sicilia.com e la pagina di Facebook che è La Finestra sulla Sicilia, il blog di tutti. Come dicevano, ancora una volta citiamo i latini, docere delectando, insegnare divertendo. E noi continueremo a farlo. Seguiteci, ciao, ciao. Alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.